La rapina, la fuga e l'intervento della polizia è una storia tutta tra minorenni, quella avvenuta a Padova, dove i due autori di una rapina sono stati individuati dagli agenti delle volanti e della squadra mobile. La vittima è un quindicenne, minacciato di morte mentre cammina per strada, da due ragazzi di 17 anni che si sono fatti consegnare 20 euro. I poliziotti, arrivati sul posto, hanno rintracciato i due giovani che in questura hanno ammesso le colpe e restituito il denaro. In questo caso andare a minacciare un coetaneo si parla di rapina e dobbiamo insistere nella costruzione della responsabilità, ma inteso come responsabilizzazione, no, dei ragazzini fin dalla preadolescenza, rendendoli consapevoli appunto, no, delle condotte che pongono in essere. I 17enni, un italiano e un tunisino, sono stati segnalati alla Procura per i minorenni di Venezia per il reato di rapina in concorso e sono già noti alle forze dell'ordine per due precedenti rapine. Ci vuole l'impegno di tutti, compresa scuola e famiglie, ai primi segnali di devianza. Affinché poi non degeneri in vera e propria criminalità giovanile, perché poi il conto arriva, nel senso che alcune volte siamo trovati dinanzi a ragazzini di 20-21 anni che per aver commesso reati nella minore età poi hanno dovuto scontare ed espiare le conseguenti condanne. Inoltre il questore Marco Dorisio ha disposto per entrambi, già colpiti da Visorale e Daspo Willy, quello che impedisce di frequentare bar e locali pubblici, anche il DASPO fuori contesto, in pratica il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per 5 anni. Hanno la finalità di farli riflettere, è una sorta di ulteriore, come dire, cartellino giallo, richiamo forte, anche perché poi quando vengono convocati nei nostri uffici per la notifica della misura di prevenzione personale vengono con i loro genitori, quindi è anche un momento per far capire che stanno probabilmente arrivando al limite. Ed è anche un sostegno alle stesse famiglie che in molti casi confessano di avere difficoltà con i loro figli.